Si beve e si mangia, come dessert o come piacevole spuntino di mezza giornata. Nasce così, dall'idea di una famiglia di gelatai trevigiani, il sorbetto DOC, che riceve l'imprimatur della Regione Veneto con la targa del chilometro zero, consegnata niente meno che dall'assessore all'agricoltura Franco Manzato e dal presidente di Coldiretti Treviso Fulvio Brunetta. Si chiama Ape Zero ed è il primo aperitivo digestivo congelato in tripla versione, rosso al raboso o autoctono al carmenere, oppure bianco classico al prosecco. Creatività e innovazione tipicamente trevigiane passano così anche attraverso il bancone variopinto di una gelateria, mescolando tradizioni lontane come il sorbetto e produzioni locali come i vini DOC della marca. In questo caso c'è un'idea importante che unisce il gelato ai prodotti tipici del nostro territorio. Due vini importanti come il Raboso e come il Prosecco sono determinanti per valorizzare il territorio, ma anche la capacità della tradizione e la capacità di offrire qualcosa in più al Veneto e in questo caso anche alla provincia di Treviso. La formula magica della gelateria di Giuseppina Zanin di San Polo di Piave è semplice: acqua, zucchero, frutta e vino, con una tecnica particolare visto che l'alcol è un anticongelante. Segreti del mestiere che appartengono ad una lunga tradizione. Basta pensare che sono stati gli arabi a portare il gelato in Italia durante l'invasione della Sicilia, diffondendo quello che loro chiamavano sherbet, dolce neve, oggi sorbetto. Una tradizione che qui diventa di marca, perché Giuseppina Zanin propone sapori solo locali, nessun frutto esotico ma frutta della terra trevigiana e soprattutto vini di cantine locali, a 2 passi dalla gelateria. Ecco perché l'Ape Zero, servito in calice con bollicine e sorbetto, può vantare la targa del chilometro zero. Chilometro zero significa valorizzazione del prodotto di qualità certificato, a volte anche con disciplinare di produzione, quindi una tradizione molto importante che vuol dire anche gusto diverso.